Buonasera, benvenuti a Verona Economia, martedì 15 febbraio. Torniamo a parlare del tema a noi caro in tutti i sensi, il tema energia, perché insomma ci sono diverse turbolenze nel mercato. Cominciano ad arrivare le prime bollette salatissime per le imprese, le famiglie, anche per i comuni e per le associazioni di categoria che ovviamente anche loro hanno la loro gestione ordinaria. C'è una bella realtà, ne avevamo parlato anche qualche settimana fa. Vediamo dal sito veronaeconomia.it un articolo pubblicato lo scorso 27 gennaio, Caro Energia, Federalberghi, Garda Veneto al riparo con il gruppo di acquisto. Avevamo ospitato il presidente Ivan De Beni, che lo vediamo qui nella foto, ma stasera in studio per entrare proprio nel merito anche di questa scelta effettuata da Federalberghi Garda Veneto qualche anno fa, quella di allestire appunto un gruppo di acquisto dell'energia, abbiamo il direttore Mattia Boschelli. Benvenuto direttore. Ciao Matteo, grazie per l'invito. Dicevamo una scelta effettuata qualche anno fa che in tempi non sospetti adesso torna molto utile alla luce di quello che sta accadendo. Guarda, assolutamente sì, siamo stati lungimiranti, non assolutamente i primi, ma siamo riusciti ad impostare un gruppo di acquisto che partendo da una base di 30 aziende oggi sfiora le 200. Un percorso fatto anche e soprattutto voluto di maggiori tutele e garanzie, con una copertura anche dell'avvocato se serve, rivisto in toto già con il primo lockdown, perché non dobbiamo dimenticarci che il costo dell'energia era altissimo già prima. Quindi quello che è in periodo normale noi dobbiamo cercare di intervenire comunque subito, o dovremmo cercare di intervenire subito come associazione di categoria, per poi dare degli strumenti concreti agli associati, delle opportunità, oppure soddisfare un reale bisogno durante la straordinarietà della cosa, quindi adesso. Tecnicamente come funziona questo gruppo di acquisto? C'è ancora spazio per entrare? Come si può aderire? Che tipo di vantaggi? Ovviamente il primo è il prezzo calmierato, immagino. Guarda, è molto semplice. Il concetto di gruppo parte dal presupposto di partecipare tutti per vincere insieme. Il socio può aderire in qualsiasi momento, può uscire in qualsiasi momento, l'associazione fa da tutela e da garante, quindi con il partner, con l'avvocato, con anche una commissione energia istituita ad hoc, che cosa fa? Monitora l'andamento del mercato, imposta un bando, un capitolato di gara, che questo va nel momento più opportuno a verificare il miglior prezzo di mercato. Allora lì si invitano tutti i fornitori possibili e ad offerte a ribasso la selezione di quello che è il fornitore. Il fornitore, attenzione, che non deve essere solo la componente del prezzo l'unico aspetto determinante per la scelta, ma quanto anche la credibilità del fornitore, la garanzia che mi dà in termini di pagamento, le modalità operative, il rapporto di collaborazione e non per ultimo quest'anno l'aspetto green anche, che noi abbiamo voluto premiare e sottolineare. Quindi come vedi una macchina che si muove soprattutto adesso ogni settimana per monitorare l'andamento dei prezzi. Anche perché insomma i vostri associati dispongono di strutture ricettive che sono energivore, perché assolutamente attivare, sì. tenere aperto un albergo, un hotel, insomma di energia ne consuma e anche di gas. Assolutamente sì, difatti noi siamo appetibili perché consumiamo del gas, dell'acqua calda durante il periodo estivo, con tutta la mole di clienti che fortunatamente riceviamo sul lago di Garda, e quindi dobbiamo essere pronti anche in questo momento. Quest'anno ci siamo dedicati particolarmente ad un prezzo che va a seguire un po' l'andamento del mercato, ma estremamente a ribasso, per andare poi alla possibilità di un fixing quando si pensa che il mercato vada a diminuire come prezzi. Quindi fissare il prezzo quando è aprile-maggio, però monitoriamo prima di dire lo facciamo. Stanno arrivando, dicevamo, le prime bollette, alcune in generale, non le vostre, chiaramente salatissime, gli operatori sono molto preoccupati Sì. perché i rincari sono davvero eccessivi in alcuni casi. Avete monitorato o state monitorando un po' il tipo di risparmio che state in qualche modo ottenendo grazie anche appunto a questa scelta strategica effettuata qualche tempo fa? Sì, grazie per questa tua precisazione.
vi è un consulente che si occupa appositamente di questo aspetto, cioè visita le strutture, fa quello che è il riepilogo delle bollette come analisi preliminare per entrare all'interno del gruppo, ma dopo anche successivamente controlla l'effettivo risparmio che vi è nell'ordine di migliaia di euro. Più la struttura è grande, più su grossi volumi andiamo a marginalizzare chiaramente, ma anche il piccolo da questa situazione guadagna. Perché? Perché sul piatto mettiamo milioni di kilowattora, non solamente, passatemi il termine, un'utenza singola, per quanto il nostro consulente possa pure. È la forza del gruppo che spinge per ottenere indubbiamente quelle che sono le condizioni più favorevoli indipendentemente dall'andamento del mercato. Diceva da una trentina di partenza, come numero di aziende, a oltre 200 adesso. Sfiorate i 200. Esatto, però l'obiettivo è arrivare quello. immediatamente è quello, almeno sì. questo. È quello, perché poi più grande sei e più avrai dei benefici maggiori, e però puntiamo anche molto, e mi piace sottolinearlo, sulla credibilità. Perché la credibilità stessa dell'associazione che si mette in gioco nei confronti dei propri fornitori, nell'essere garante stessa anche per le strutture, nel riprendere le strutture quando non vanno ad adempiere a tutti quelli che sono gli aspetti contrattuali, ad esempio, che può succedere, ma questo rapporto di collaborazione è e deve essere una linea guida che noi associazioni di categoria dovremmo tenere anche per il prossimo futuro, soprattutto perché ora non possiamo più scendere, cioè non si può più tornare indietro. Assolutamente. Chiudiamo un po' questa chiacchierata parlando anche un po' di quello che probabilmente sarà anche la stagione. Allora, analizziamo un po' il passato. Sì. Fortunatamente i mesi estivi, autunnali del 2021 sono stati buoni dal punto di vista del turismo sul Garda. Poi c'è stato appunto l'autunno inoltrato, l'inverno, con la recrudescenza del virus, e che comunque è una stagione per voi di fermo. Certo. Adesso vi state organizzando invece per la ripartenza. Che sensazioni avete? Qual è il fermento? Che atmosfera si respira tra i soci? Allora, come ci siamo scambiati prima, due pensieri veloci, noi sul lago siamo sempre positivi. Ecco, sarà un po' per il clima, sarà un po' per la destinazione, ma questo è. Ci sono dei buoni segnali, però andiamo sempre molto prudenti. Come associazione non facciamo altro che essere presenti e attivare dei servizi immediati, tangibili, per supportare al meglio quello che è la struttura. Ad esempio, ora un grande tema non è solo l'energia, ma anche la ricerca del personale. Quindi strumenti per andare a intercettare e portare qua dei flussi dall'estero, un rapporto nuovo con le scuole di formazione alberghiera del territorio e così via dicendo, per cercare appunto di preparare le strutture. Dopo, noi lo sappiamo, siamo bravi, siamo capillari, abbiamo un know-how, conosciamo la nostra clientela meglio di chiunque altro, pertanto questo è il nostro punto di forza. Ci sono tante sfide, chiaramente anche quello del rincaro delle materie prime, che comunque perdurerà, insomma, al di là del periodo invernale, ma mi sembra di capire, insomma, che il sistema a rete di Federalberghi Garda Veneto riesca per il momento a sopperire un po' a tutte queste difficoltà. Guarda Matteo, noi lavoriamo per una soluzione. È comunque corretto fare la parte, passatemi il termine, politica, di rivendicazione, ma essere focalizzati sul pezzo per dare una soluzione agli imprenditori e quindi anche ai collaboratori e al territorio tutto. Chiudiamo da dove siamo partiti. Per eventualmente aderire al gruppo di acquisto energetico di Federalberghi Garda Veneto basta rivolgersi all'associazione? Assolutamente sì, con un contatto telefonico 045 627 0404 oppure visitando il nostro sito internet www.federalberghigardaveneto.it alla pagina dedicata. Grazie allora al direttore di Federalberghi Garda Veneto, Mattia Boschelli, per questo aggiornamento e per questa preziosa informazione, soprattutto in un momento in cui appunto siamo tutti preoccupati per questo rincaro improvviso e inaspettato e quantitativamente enorme dell'energia. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te Matteo. E noi proseguiamo, andiamo avanti con un po' di musica e poi altri ospiti.